Roberto Pizzoli, riconfermato direi da poche ore sindaco di Porto Tolle con il secondo mandato. Nel primo mandato ha avuto anche l'esperienza di essere presidente del FLAG GAC Chioggia Delta del Po e comunque fa parte del consiglio di amministrazione di questo FLAG che dovrà tornare ad operare sul territorio di Chioggia e Delta nella prossima programmazione del Fondo per la Pesca, che sarà FEAMPA, Fondo per la Pesca e l'Acquacultura. Quindi un'estensione del fondo anche all'acquacultura, che è così importante soprattutto per il comune di Porto Tolle e per il territorio del Delta in generale. Quali sono le sfide di sostenibilità del settore pesca e acquacultura dal suo punto di vista? Sì, noi stiamo mantenendo, intanto grazie naturalmente per l'invito. La programmazione che riguarda il FEAMP è fondamentale soprattutto per il settore della pesca, settore che da Chioggia al Delta del Po sta dimostrando comunque di essere all'avanguardia per la sostenibilità. Parlo solo anche dell'accordo per il recupero dei rifiuti spiaggiati o comunque rifiuti del mare che abbiamo fatto con la fondazione, che sta dando dei risultati incredibili a Chioggia e anche nelle portualità di Porto Tolle, quindi credo che sia fondamentale. La sostenibilità passa attraverso delle azioni mirate, azioni che in questo momento si stanno effettuando già in corso d'opera, perché anche stiamo addirittura progettando delle colonnine elettriche per delle imbarcazioni. Stiamo cercando di proporre anche delle azioni all'avanguardia, oltre a quelle che già conosciamo benissimo e che già i pescatori stanno per primi, perché credo che nessuno come il mondo della pesca conosca bene la sostenibilità del mare.